Grazie a tutti, buonasera, grazie del graditissimo invito. Il titolo Gelatina Nuova Frontiera, 15 minuti, sono 40 anni che facciamo congressi su questo, quindi potremo stare qui tutto il giorno. Ringrazio molto anche per le parole che ho sentito precedentemente perché aiutano quello che voglio dire e farò una piccola sintesi di quello che è il pensiero geriatrico e quello che credo debbano fare i geriatri oggi. Da dove partiamo? Oggi voi avete sentito moltissimo parlare PNRR, collegamento ospedale-territorio, il territorio, ne riparlerò. Se guardate questa slide, questo è British Medical Journal del 1947, momento nel quale il servizio sanitario inglese istituiva la rete dei servizi geriatrici, ospedale, territorio, 1947. Si diceva c'è necessità di un continuum care e di una continuità di cura per i pazienti con una certa età. E questa è una tesi di laurea, vedete 1992, la firma è del professor Antonini, che era ancora direttore della scuola per gli ultimi anni, e vedete è la storia della geriatria fiorentina. Il professor Greppi, clinico medico, decise di fondare la geriatria dandola in affidamento al professor Antonini ed erano gli anni 50. E il professor Greppi diceva, vedete, ormai in ospedale su 100 ricoverati più della metà hanno almeno 60 anni, sembra sentire quello che si dice adesso, 75 anni fa. E Antonino e Greppi erano chiaramente due geni e giravano il mondo per capire un po' come venivano trattati da qualcuno un po' più stravagante gli anziani. E vedete l'imperativo dei medici, si vuole ai vecchi, che erano soprattutto di origine ebrea, lo facevano con un grande successo. Nel loro imperativo c'era alzati e cammina. Nel loro imperativo c'era come e dove lo dimetto. Alzati e cammina, i nostri malati sono ancora tutti nel letto in ospedale. Il professor Antonino, quando sono arrivato da studente, faceva vestire i pazienti o le scarpe così a letto non ci potevano andare. Tanto è vero che, vedete, il suo reparto era considerato diverso, bizzarro. All'epoca si stava ricoverati un mese per un infarto del miocardio, si poteva mangiare, cucinare. Non ho mai avuto, e ci ritornerò, il reparto nel quale ho lavorato chiuso, perché per fortuna dall'89 a oggi non mi sono mai spostato. E il concetto di terapia occupazionale era lontano anni luce. E vedete, fra le varie cose stravaganti c'era il fatto che non era mai chiuso. I parenti entrano quando vogliono. Tutt'oggi nel mio reparto, anche in terapia intensiva, entrano quando vogliono. Integrazione, cura diversa, valutazione multidimensionale, tutto nasce in British Columbia e questo lavoro, guardate, 1984, Rubinstein dimostra che curare gli anziani in modo diverso aumenta la mortalità, riduce la mortalità, aumenta i servizi territoriali e riduce quelli ospedalieri. E sono gli anni 80. Allora qualche esempio per far capire cosa vorrebbe dire approccio geriatrico, per poi arrivare ad alcune storie dei nostri anziani, sempre per darvi una rapida carrellata, perché in 15 minuti non posso fare di più, ma unità geriatrica per acuti, 2002 la società di gerontologia, che all'epoca era presieduta dal professor Masotti, mio secondo maestro dopo l'Antonini, insieme al Sigot scrivono come deve essere un'unità geriatrica per acuti. Deve essere diversa. Deve essere bella, deve essere luminosa, ci deve essere il refettorio, deve essere aperta, ci vuole il fisioterapista. Se non facciamo questo, poi vi faccio vedere che cosa succede. E questo era il 2002. Cosa succede? Questi sono dati vecchi, ma purtroppo i dati recenti sono uguali. Se il ricovero è più di 3 giorni succede questo. Spesso anche solo un passaggio al pronto soccorso basta per fare questo. Queste sono le attività di base della vita quotidiana, quindi non roba difficile. Alzarsi, lavarsi, vestirsi, si entra autonomi e si esce disabili. E quante volte mi è venuto, professore, il babbo è entrato, faceva tutto, non fa più nulla, io come faccio a casa? Di chi è la colpa? Nostra. Perché? Perché il reparto non è idoneo.
non è basato sul mantenimento dello stato funzionale, è basato sulla cura della malattia acuta che l'ha portato, che va benissimo per me, perché sono giovanissimo, ma non va bene per un anziano, in particolare fragile o molto anziano. E questo è Beppe Dati, un musicista fiorentino, non so se voi l'avete sentito, ma sicuramente avete ascoltato le canzoni di Mia Martini e le ha scritte tutte lui, per cui insomma non è proprio l'ultimo, e ha ricoverato la mamma purtroppo nel mio ospedale. E scrive proprio là in fondo a una di quelle tristi stanze, perché le stanze per gli anziani sono brutte e invece devono essere molto più belle. Oltre a perdere il proprio nome e cognome e diventare la numero 27, che è molto importante, è un anziano essere chiamato per nome, prima ho sentito parlare di carezze e di empatia, ci ritorneremo un attimo, ha perso totalmente le proprie capacità deambulatorie, nonché i suoi denti, o meglio la dentiera. E questo è il professor Antonini, che nel 1976 scriveva: la geriatria è molto più che la specializzazione che si occupa delle malattie del vecchio. Uno dei compiti principali è quello di favorire il recupero delle capacità funzionali dell'anziano, promuovendo il mantenimento della sua individualità e indipendenza nell'ambiente in cui è. E lui mi disse, gli ultimi giorni della sua vita, dice: io non ce l'ho fatta, probabilmente non ce la farai nemmeno te, però se qualcuno ce la può fare, quello sei te, mi raccomando. E questo me lo disse circa 20 anni fa. Per ora non ce l'ho fatta, però continuo a insistere. Perché tutto questo? Perché tanto primo la funzione vuol dire vita, stato funzionale vuol dire qualità di vita, ma stato funzionale vuol dire anche prognosi. Guardate, avere 0,2 malattie o 3,5 malattie alla dimissione dall'ospedale. Chiaramente è meglio averne 0 che 5, lo direbbe anche Catalano, ma la differenza non è così tanta. Guardate la differenza fra essere dimessi autonomi o dipendenti. E pensate a quella slide dove vi ho fatto vedere che li ammettiamo autonomi e li dimettiamo dipendenti. Noi abbiamo curato la malattia acuta, ma abbiamo peggiorato la prognosi. E in più abbiamo speso un sacco di soldi, perché dopo ci stanno di più, li devo istituzionalizzare, ci vuole la badante, il figliolo non può andare a lavorare, eccetera, eccetera, eccetera. Queste sono le indicazioni dell'unità geriatrica per acuti, ci sono tante cose. Una cosa sulla quale vi faccio riflettere: un refettorio. A un anziano gli dici oggi si va a mangiare di là e lui va a mangiare di là. E quella è empatia positiva, quella è energia che gli dà cura. E quando è con gli altri mangia molto di più che quando è da solo contro il muro. Avete mangiato voi da soli contro il muro? Oggi in ospedale si mangia nella stanzina a 2 letti da soli contro il muro, oppure nel letto. E se io chiedo il refettorio, non me lo mettono più. Io ce l'avevo anche in terapia intensiva il refettorio. Ora non ce l'ho. E la malnutrizione sta nell'ospedale. 48 ore di allettamento sono il 30% della massa muscolare. Se vi facessi vedere quante proteine mangiano gli anziani in ospedale, vi viene da piangere, considerando che ne devono mangiare 1,8 grammi pro chilo quando stanno in ospedale. Quando sono in ospedale ho sentito parlare di solitudine e ne riparlo anche dopo. Sono soli. Perché è chiuso l'ospedale? Per noi. Perché c'è l'orario di passo? Io pensavo fosse una legge dello Stato quando sono arrivato, poi ho visto che da dove ero io non c'era e mi sono cominciato a... E noi abbiamo cambiato svariati caposala perché volevano l'orario di passo. Abbiamo detto lei se ne va perché qui l'orario di passo non si mette. E questa purtroppo, guardate, è il dicembre 23 nel mio ospedale, in un reparto ortopedico, e questa signora mi scrive: sono dovuta andare via dal reparto, la mamma è molto agitata ma ci fanno entrare solo alle 17 alle 18, non voglio che stia sola perché va sempre più in confusione, lì sono blindati, non ha senso, il delirium si combatte quando possibilmente ce l'hai con un familiare accanto. E perché lo chiudo? Lo considero mio, ma non è mio, l'ospedale è del paziente. Gli ospedali privati sono aperti, gli ospedali pubblici sono chiusi. Non ha nessun senso. Sono riuscito a convincere il presidente Gianni, tanto la campagna elettorale è finita, in primavera parlando a cena di questa roba,
E disse no, ma lo devo scrivere. Lui ha deliberato a tutti i direttori generali che l'ospedale deve essere aperto salvo controindicazioni. Com'è il mio ospedale? Chiuso, salvo il mio reparto o qualche altro. In ospedale il co-management, gli anziani e i ricoverati hanno bisogno di un approccio geriatrico. L'approccio geriatrico viene dai geriatri, i geriatri devono visitare questi pazienti insieme agli altri specialisti, in particolare nei reparti chirurgici. Ha preso molto piede l'ortogeriatria, funziona molto bene, ha cambiato completamente la prognosi dei pazienti, ma guardate, questo è, non vi voglio tediare con i numeri, vi dico solo che la presenza di un geriatra in chirurgia generale dimezza la mortalità intraospedaliera, perché l'approccio è diverso, che giustamente il chirurgo deve fare il chirurgo, l'ortopedico deve fare l'ortopedico, mio babbo era ortopedico, doveva stare in sala e operare la gente, non stare in reparto a guardare di sistemare le medicine dell'anziano novantenne o cercare di levarlo dal letto il prima possibile e farlo mangiare. E il famoso collegamento ospedale-territorio. Qui permettetemi una parola. Chi di voi in casa pensa al collegamento fra la camera da letto e il bagno in casa sua? Devo fare il collegamento fra la camera e il bagno, perché c'è un muro. Cioè uno va dall'architetto e dice scusi come l'ha fatta sta casa? E io devo andare al bagno. Il sistema sanitario nazionale è uno, il paziente è uno. Siamo noi che abbiamo creato l'ospedale e il territorio e la medicina generale e gli specialisti e il sumaista e il dottore dell'ospedale. Il paziente alle 14.02 è mio dell'ospedale, 14.04 è del territorio, accanto a 100 metri, pagati tutti dallo stesso ente. Siamo tutti insieme. Non ha senso perché io ho il mio potere di avere questo, questo e questo, quell'altro c'ha questo, questo e questo. Non è così. Diamo delle funzioni, diamo delle responsabilità, ma tutti insieme. Non ci sono io e loro, io ospedaliero e loro territoriali. Siamo tutti gli stessi. E durante il Covid a Firenze ci venne l'idea, subissati nella prima ondata, io aprì subito una subintensiva Covid, che ci misero ovviamente subito a fare quello, di tutti i pazienti che arrivavano dall'RSA. E ovviamente lo sapete benissimo. A 90 anni ci siamo resi conto che io avevo la terapia intensiva geriatrica, quindi non è che non lo curo, ma ci siamo resi conto che era totalmente inutile andare oltre una certa trattamento. Intubare un anziano col Covid non aveva nessuna chance, nemmeno a 50 anni, quasi avevano le chance quelli che arrivavano al tubo, quindi non aveva senso. E allora decidemmo di andare noi in RSA nella seconda ondata, a fare tutto quello che si faceva in ospedale fino all'intubazione, compresa la ventilazione non invasiva che si può fare domiciliare, cioè la gente ha la CPAP la notte, si può tranquillamente fare. E questo abbiamo fatto, vedete, nella seconda ondata, e qui vedete cos'era successo. Questa è la prima e questa è la seconda ondata. Vi dico solo che dal 60% se ne sono ricoverati il 10% e dal 31% ne sono morti il 23%. Cioè non solo sono rimasti lì, ma sono morti meno. Questa esperienza è continuata e adesso a Firenze c'è il Girot, che è proprio un ospedale domiciliare gestito dai medici ospedalieri, insieme ai medici del territorio. E quando io con la macchina vado da Careggi a casa di un paziente, anche a 50 metri più in là, mi sentivo all'inizio un pesce fuor d'acqua. Che ci faccio con la macchina dell'ospedale fuori dall'ospedale? Collegamento ospedale-territorio. A Firenze, insieme all'ASL e al dottor Benvenuti, ringrazio perché questo è avvenuto anche grazie a lui, riusciamo a stare tutti insieme. E c'è un medico che la mattina in terapia intensiva e il giorno dopo va a fare il giro dell'ospedale domiciliare. Questo vuol dire, quello che vi ho raccontato finora, gerontologia e geriatria, la cura e l'approccio geriatrico, l'approccio empatico, l'approccio olistico, l'approccio generale. Sicuramente una medicina molto umana, se non sei umano di anziani non ti puoi occupare. E non mi ero messo d'accordo con chi parlava prima, ma sicuramente noi dobbiamo occuparci anche di solitudine. Il 35% degli ultra 75 anni nelle nostre città è da solo. E questo era un evento nel quale sono nate tante idee. Guardate, c'è di nuovo l'Alda Merini, guarda come ci si ricollega all'introduzione. Si è bloccato tutto.
la vedovanza genera malattia, la solitudine genera demenza, la solitudine genera i tumori, perché genera stress, infiammazione e malattia. Soprattutto in questo caso la vedovanza fa male all'uomo, perché la donna per ora se ne frega, perché la donna non è dipendente dall'uomo e l'uomo è dipendente dalla donna. Questo sta cambiando, per noi secondo me sarà diverso, ma qui vedete come i pallini neri, l'infarto aumenta solo nell'uomo e non aumenta nelle donne. E questo per tutte le condizioni. Ma perché? Perché è lo stress, ma non per l'infarto e basta, anche per i tumori, perché genera infiammazione generalizzata. Quindi stare soli genera malattia. Credo sia molto geriatrico quello che abbiamo cercato di creare con questa associazione che si chiama Veteris, che ha unito per la prima volta geriatri e veterinari per gli interventi assistiti con gli animali e per gli animali da compagnia per l'anziano, che è nata un paio di anni fa, sicuramente ha una grande utilità per l'anziano da un punto di vista sociale e sanitario. Questi sono interventi in centro diurno Alzheimer, non ho tempo per farvi vedere di più, ma sicuramente un animale è molto importante. Per chi sta bene avercelo a compagnia in casa, per chi sta male avere un intervento assistito fatto bene secondo certe regole, e poi anche per un altro motivo che però voglio dire alla fine. Questo è un libro che abbiamo scritto proprio da poco sull'argomento, per chi li potesse interessare. Questo funziona un po' come gli pare. Il bello, sto per finire, insomma, ho solo 2 minuti. Il bello per i nostri anziani, lo diceva anche Papa Francesco. Papa Francesco era molto sensibile agli anziani, ha promosso la legge 33, ha voluto una legge sugli anziani dell'Italia. Voi dite lui era il Papa, sì, ma ve lo dico io che l'ha voluta. Il bello, gli anziani, soprattutto se molto malati, devono stare nei posti belli, non nei posti brutti, perché il bello genera salute, il brutto genera malattia. Me mi potete ricoverare anche in un reparto orrendo, tanto, e anzi se esco 3 kg meno, mi ha fatto anche bene. Il novantenne no. Dobbiamo avere i posti belli e l'empatia, qualcuno ha detto una carezza, aveva tantissima ragione. Sorridere, qui andai a trovare Moreno una domenica mattina, ero in RSA vicino a casa mia, era un storico paziente, figliolo per un mese mi ha detto che Moreno è impazzito dal fatto che andavo lì, e questa è la Rita che ha fatto un'angioplastica a 100 anni. Sorridiamo, stiamoci insieme col sorriso, toccandoli e con una possibile empatia. E tutto questo deve andare contro l'ageismo. So che ne parlerete domani. L'ageismo, la parola l'ha creata Robert Butler nel 1969, ed è la discriminazione dell'anziano solo sulla base dell'età. Nessuno se la considera, ma forse dobbiamo pensare che l'ageismo costa un sacco di soldi. Ci costa un sacco. Non trattare gli anziani non è che muoiono, ci costano. Sia l'ageismo che l'autoageismo. E c'è una campagna dell'Organizzazione Mondiale della Sanità contro l'ageismo. Qui vedete Alana Officer e Vania della Fluente, poi li ritroveremo. E proprio durante il Covid ho pensato di riunire un gruppo di geriatri, vedete Carta di Firenze. Questi sono geriatri molto importanti a livello mondiale, molto più importanti di me. Io ho avuto il merito di metterli insieme, vedete, insieme ai membri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che si occupano di ageismo, e abbiamo scritto la carta che poi sono riuscito a far chiamare Carta di Firenze contro l'ageismo in sanità, che prende proprio spunto su tanti aspetti e che stiamo cercando di portare avanti in questi anni. Abbiamo pubblicato a livello internazionale, ci siamo trovati da tutti e 5 i continenti a Firenze, vedete, per implementare proprio la carta lo scorso anno, e la stessa cosa sto cercando di portarla nelle scuole. Questo è il primo evento per le scuole fiorentine, vedete i ragazzi con la carta di Firenze tradotta in italiano e un disegno fatto da una ragazza dell'Istituto Superiore del Liceo Artistico, perché credo che o il patto intergenerazionale o noi la sfida dell'ageismo e la sfida dell'invecchiamento non la possiamo vincere. In qualche modo la dobbiamo vincere, perché se no andiamo nel muro, perché tanto ci sono, quindi dobbiamo trovare la modalità di fare qualcosa. E ritorno per chiudere agli animali, la cosa più
antiaceistica che c'è è lo sguardo degli animali. Gli animali ti guardano sempre nello stesso modo, che tu sia bello o brutto, sano o malato, anzi più sei malato, più sei fragile, più ti guardano bene, più ti stanno vicino, come ben sapete, e soprattutto gli animali non ti giudicano, quindi dobbiamo imparare molto da loro perché noi siamo tutti abbastanza aceistici. Quindi il sogno è quello di fermare l'aceismo e abbiamo assolutamente necessità di un approccio geriatrico omnicomprensivo che porti al bello i giusti criteri di accesso, le idee logistiche ambientali, un approccio empatico incentrato sulla funzione, un collegamento ospedale-territorio, direi quasi l'abolizione del termine ospedale-territorio facendolo diventare sanità pubblica e la sconfitta dell'ageismo. Credo che si possa fare anche perché lo possiamo fare risparmiando dei soldi, quindi non è impossibile e non è utopico per i nostri anziani e un domani per quelli che spero ci arrivino. Vi ringrazio moltissimo per l'invito e l'attenzione. Grazie. Grazie. Rimanga un attimo, professor Runga. Intanto siamo noi che la ringraziamo per la franchezza e anche per il coraggio di alcune sue affermazioni. È un ospedale da sogno quello a cui lei tende, mi fa molto piacere. Mi è piaciuto un sacco quando ha detto l'ospedale è del paziente e non dei medici. Lei lo sa che non l'ho sentito molte volte, vero? Vabbè, io lo dico perché ci sono, è così. Due cose che le volevo chiedere. La scuola di specializzazione in geriatria vede l'attenzione di giovani medici? Devo dire che sta cambiando molto, soprattutto negli ultimi 7, 8, 10 anni c'è molto più interesse. Io ho la nostra scuola, vabbè, ora Firenze non perché ora la dirigo io, ma da sempre è una scuola un po' diversa, è sempre stata piena, è sempre piena. Però anche tante geriatrie sono piene e noi nei congressi, come Società di Gerontologia italiana e anche europea, puntiamo molto sui giovani, siamo pieni di giovani nei congressi. Se capiscono questo, sono contenti. Se vogliono guadagnare tanti soldi, non fanno il geriatra perché non è la specializzazione dove si fanno i soldi. Ma se vogliono essere dei medici umani che hanno in mano il paziente e lo capiscono, allora arrivano. Quindi c'è anche un bel bias di selezione perché solitamente vengono persone che hanno un'umanità necessaria, se no questo mestiere non si fa. Professor Runga, un'altra cosa. È corretto che negli ospedali ci sia un pronto soccorso pediatrico. Penso che sia impossibile ipotizzare un pronto soccorso geriatrico, ma un colore che sia attribuito alle persone che hanno più di 70, 75 anni, che abbiano una corsia preferenziale, è pensabile che possa arrivare nei pronto soccorso? No, sta arrivando perché, questa è una domanda importantissima, sta arrivando perché se non si cambia il pronto soccorso non ce la fa. Quindi stanno arrivando i geriatri in pronto soccorso, in tante esperienze anche italiane, c'è la necessità di una zona diversa, a mio parere colorata, bella, con la musica aperta ai parenti, dove ci deve stare il meno possibile e uno dei punti della Carta di Firenze sull'ageismo è che l'anziano in pronto soccorso a parità di codice va visto prima, non dopo. E invece noi lo lasciamo lì perché ha 90 anni, aspetta un attimo, vedo di fare questa roba e quello muore. Oppure ci sta 20 giorni in più perché ci ha preso il delirio, l'infezione urinaria. Ripeto, lasciateci me aspettare 3 ore chiaramente a parità di codice, cioè il codice rosso, Certo. vado tutto il codice rosso. Ma quelli che possono aspettare devono passare avanti gli anziani, senza dubbio, ma perché serve a lui per prima cosa e noi siamo lì per curare malati, ma anche al sistema, perché riduco il delirium, accorcio le degenze e oggi noi li vediamo in pronto soccorso e col Girot li mandiamo in ospedalizzazione domiciliare, magari lo tieni 24 ore, fai 3 cose, lo stabilizzi e lo mandi a casa curato con l'ospedale domiciliare. Se c'ha, attenzione, ospedale domiciliare se è possibile, perché se no passa il concetto, gli anziani tutti a casa così l'ospedale li si chiude e siamo rovinati. No, e quando arrivano in ospedale ci vuole un ambiente dedicato, che ripeto,
non costa nulla rispetto a quello che sono i costi della sanità. Scusate il calore, ma insomma, sai. No, la ringraziamo per il calore. Grazie, Grazie professor mille, Ungar. grazie.